Alleluia, pace del Signore a tutti. Oh, ci siete? Pace del Signore a tutti? Amém. Vi invito ad alzarvi in piedi in questo momento. Alleluia. Amém. Come state? Chiedi al tuo vicino come sta. Alleluia. Culto molto speciale hoje, un culto di Santa Cena. Culto dove noi ricordiamo e celebriamo la salvezza che Gesù in quella croce ci ha portate. Amém? Ti invito a pregare in questo momento, ti invito a non distrarti in questo momento, ti invito ad alzare la tua voce, ti invito a parlare con il tuo Padre, con Dio, perché oggi sarà un culto straordinario nella presenza del Signore. Tu puoi dire amém? Hoje sarà un culto straordinario nella presenza del Signore. Padre, noi alziamo la nostra voce, Signore, per cominciare questo culto. Noi vogliamo adorarti, Signore, già all'inizio di questo culto. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che Tu sei in questo luogo e noi già sentiamo la Tua presenza. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che questo sarà un culto grandioso, Signore, un culto straordinario. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che la Tua presenza è in mezzo a noi. Signore, noi vogliamo non distrarci in questa sera. Noi non vogliamo essere distratti questa sera. Non vogliamo, Signore, allontanare il nostro pensiero, Signore, fuori da questo tempio, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, comincia già a lavorare, Signore, in noi. Comincia già a fare, Signore, cose straordinarie dentro di noi. Signore, che nostra mente in questo momento, Signore, tutto quello che abbiamo passato, vissuto durante la settimana, Signore, non possa distrarci, Signore, da quello che Tu, Signore, vuole fare in questo luogo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni persona che è arrivata fin qua. Benedici la loro vita, Signore, la loro casa, la loro famiglia, Signore. Io so, Signore, che il Signore li ha portato qua con un proposito, Signore. E la mia preghiera oggi, Signore, è compri il Tuo proposito, Signore, nella vita di ogni persona che è venuta qua, Padre. Signore, noi ringraziamo, noi innalziamo il Tuo nome, noi dichiariamo, Signore, la Tua santità in questo luogo, Padre. Noi diciamo, Signore, sei benvenuto in questo luogo. Noi vogliamo, Signore, adorarti, Signore, in verità, Signore, con un cuore sincero, con un cuore aperto, Signore. Ricevi l'adorazione della Tua Chiesa, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amém. Canzone alla Tu puoi dichiarare questo già dall'inizio del culto. Cantiamo una canzone. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo. Cantiamo una canzone all'agnello. Chi è? Chi è come il Signore? Chi è? Chi è come il Signore? Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te. Regna sulla terra, il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te. Regna sulla terra, il cielo per sempre. Alleluia. Cantiamo una canzone Aiello. Cantiamo. Cantiamo una canzone all'aiello. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come il Signore? Chi è come il Signore? Chi è come il Signore?
il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra, il cielo per sempre. Alleluia. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore. Tutti insieme, gloria. L'onore, potenza, gloria, forza, l'onore, potenza, gloria, forza, onore, potenza, gloria, forza, l'onore, potenza, gloria, forza, onore, potenza, gloria, forza, l'onore, potenza, gloria, forza, onore, potenza, gloria, forza, l'onore, potenza. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra, il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, Signore, non c'è un altro come te, regna sulla terra, il cielo per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra, il cielo per sempre. Tu regni sulla terra per sempre, Signore. Tu regni sulla terra per sempre. Perché per questo noi vogliamo dichiararti, Signore, gloria, onore e potenza. Gloria al tuo nome, Signore, onore al tuo nome, Signore. Signore, perché tu il tuo nome è più alto di qualsiasi nome che noi possiamo conoscere, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Onore al tuo nome, Signore. Noi vogliamo dichiarare questo, Signore. Noi vogliamo dichiarare, Signore, gloria, forza, onore e potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, l'onore, potenza. Più forte dichiari. Gloria, forza, gloria, forza, l'onore, potenza. Gloria, forza, onore, potenza. Gloria, forza, onore, potenza. Ancora una volta, gloria. Gloria, forza, gloria, forza, l'onore, potenza. La Chiesa dichiara. Gloria, Ti la gloria, Signore. gloria.
gloria, gloria, forza, onore, potenza, gloria, forza, onore, potenza, gloria, forza, onore, gloria, forza, onore, potenza. Alleluia, Signore. Santo, santo, santo. Signore, in te abbiamo una certezza. Tu sei nostro e noi siamo tuoi. Era una certezza. Ho una certezza. Gesù è il mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui. Cominciamo da capo, dichiaro una certezza. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo. Lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Confido in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà. Lui non fallirà. Io confido in Dio, Dio salva. lui non fallirà. Lui non fallirà. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Io confido in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà. Lui non fallirà.
mi ha risposto, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio salvato. E io confido in Dio, il mio salvato. C'è la parte di questa canzone che dice: ho cercato Dio e Lui mi ha risposto. E molte volte voglio dire che noi cerchiamo le risposte nei posti più sbagliati. Ed è soltanto quando noi guardiamo la croce che noi troviamo la vera risposta, l'unica risposta giusta per i nostri problemi. La croce non è soltanto un posto di dolore, non è soltanto un posto di tristezza e un posto di lacrime, ma è un posto dove noi possiamo guardare per trovare la nostra gioia, per trovare la nostra forza. È un posto dove noi dobbiamo guardare per cercare la nostra speranza di vita, perché è soltanto nella croce che noi abbiamo vita. E la croce è la vera risposta a tutto. La croce è la vera risposta a ogni tuo problema, a ogni tuo dolore. La croce è la vera risposta a ogni tua lacrima, ad ogni grido del tuo cuore. E io voglio dirti, è una cosa che lo Spirito Santo mi dice: se tu senti questa sera di Santa Cena, in cui noi ricordiamo il sacrificio di Gesù nella croce, se tu senti che stai ricercando le risposte nei posti più sbagliati, che stai cercando la tua felicità nei posti sbagliati, che stai riponendo la tua fede nei posti sbagliati, ti invito a mettere la mano nel tuo cuore adesso e ripeti insieme a me: Gesù, la risposta al mio problema è nella croce. Gesù, la mia felicità è nella croce. Gesù, la mia speranza è nella tua croce. E io non ricercherò più soddisfazioni per me stessa nei posti sbagliati, perché la tua croce è la risposta che ho bisogno. Se sei venuto qua ricercando una risposta da Dio, è questa. La croce è la risposta.
croce è stata la risposta ai nostri peccati e la croce sarà sempre la risposta. Cantiamo insieme. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui. Gesù non è in debito con noi. Non è stato per benedizioni che noi siamo venuti qua, perché noi vogliamo di più della sua presenza e stare ai suoi piedi. Noi vogliamo di più di Lui, di più della sua presenza. Lui non è in debito con noi perché ha già pagato un prezzo per noi. Avvolto in tua presenza, ai tuoi piedi dove io voglio stare, in mezzo alla tua santità, io voglio restare, non per benedizioni, Gesù non sei in debito, più di ciò che puoi fare per me, io voglio te, mi pento se sono stati indifferenti, mi pento se ero lontana da te, portami al primo amore, io apro il mio cuore a te. Dichiara mi pento se sono stato portami, io apro il mio cuore a te, Gesù, avvolto in tua presenza, ai
benedizione, non per benedizione. Gesù, tu non sei in debito. Più di ciò che io voglio te, non per benedizioni, non per benedizioni. Io voglio te, dichiari io voglio te, solo te, voglio più di te, io voglio te, voglio più di te, io voglio solo te, voglio più di te, io voglio te, solo te, voglio più. Solo te, voglio più di te, io voglio solo te, voglio più di te.
dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Neste lugar todos os dias da uma coisa, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Vieni, scendi la tua gloria, sempre più, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Per te che vuoi di più della gloria e della presenza del Signore, sei venuto nel posto giusto questa sera. E come è già stato detto qua prima, non è a caso che tu oggi sei venuto qua. Oggi Dio ha qualcosa per la tua vita. Oggi lo Spirito Santo vuole fare una trasformazione in te, nella tua mente, ma ancora di più nel tuo cuore. Che la tua casa possa essere benedetta da questa serata. Amen. Io ti invito a sederti alcuni minuti. Abbiamo settimane piene di eventi, di attività. Allora facciamo un po' un refresh di tutti gli avvenimenti, tutti gli eventi che sono in programma per queste prossime settimane. Prima di tutto domani ci sarà il nostro Fusion dei teens, dei giovani, che comincerà alle ore 2, giusto? Con il pre-fusion e andrà avanti fino alle 6 più o meno, 6-7 di sera, dalle 2 alle 4 ci sarà il pre-fusion e poi inizierà il nostro fusion identità, quindi tutti i giovani, tutti i teens e tutti i genitori dei teens devono venire per portare i loro figli. Dopo non c'è bisogno che restino qua, ma venite, portate i vostri figli, le vostre figlie, sarà un'esperienza molto importante per loro, molto marcante per loro. Io credo che questo nuovo tempo di teens e di giovani farà crescere generazioni che siano testimoni del nostro Signore Gesù. Quindi non fate mancare i vostri figli a questo appuntamento e voi giovani non avete scuse, venite tutti quanti, venite a partecipare al nostro Identità Fusion. Dopo di domani abbiamo il discepolato per il battesimo, l'abbiamo già presentato la settimana scorsa, l'abbiamo già messo sui gruppi della Chiesa, ma lo ripresentiamo di nuovo, questo momento, questo tempo di apprendimento e di accompagnamento per il battesimo. Tutti coloro che sono intenzionati a compiere questo passo molto importante, anzi fondamentale, per ogni cristiano, che è immergersi nelle acque del battesimo, partecipate a questo corso, a questo discepolato. È qualcosa che può sicuramente aprirvi gli occhi su che cosa è veramente il battesimo e qual è lo scopo della vita cristiana.
Io invito tutti coloro che vogliono partecipare al battesimo, che vogliono prendere questa decisione. Già abbiamo diversi candidati, diverse persone che hanno già detto sì al nostro Signore e vogliono compiere questo passo, e come Chiesa tutti quanti noi ci rallegriamo, ma ancora di più nel cielo stanno gioendo per questo. Ma non solo chi deve fare il battesimo, magari tra di noi ci sono persone, o voi conoscete persone che magari vogliono capire un po' meglio cos'è il battesimo. Il discepolato è anche per loro, non serve prendere l'impegno col battesimo per partecipare al discepolato. Tutti coloro che vogliono capire di più cos'è il battesimo, che vogliono interessarsi su questo argomento, perché dobbiamo battezzarci, perché è qualcosa di così fondamentale, io non voglio entrare nell'acqua del lago che è troppo fredda, invitate queste persone, o tu stesso, se vuoi capire di più cos'è il battesimo, vieni a partecipare. Saranno alcune serate, molto probabilmente le faremo online per difficoltà a trovarci qua in chiesa, così è anche più comodo per tutti, ma saranno serate che cambieranno la vostra mentalità e vi faranno capire ancora di più che cosa lo Spirito Santo vuole per voi e vuole da voi. Amen. Dopo il battesimo presentiamo ancora una volta il nostro churrasco, la nostra grigliata, domenica 17 marzo alle ore 12. Tutti quanti siete invitati, sarà qua in chiesa, ovviamente come sempre avrà un costo, ma sarà qualcosa che voi darete per benedire voi stessi, perché saranno tutte risorse impiegate qua in chiesa. Abbiamo tantissimi progetti in mente per il futuro. C'è una squadra là dietro che la settimana scorsa si è inventata di rivoluzionare tutta l'estetica della chiesa. Tutte le cose che dobbiamo fare hanno un costo. Questo churrasco, questa grigliata è qualcosa per aiutare la chiesa in questo, ma lo scopo principale per me sinceramente non è quello di arrecadare, si dice arrecadare? Arrecadare fondi. Sì, no, si dice arrecadare, però non so se si capisce. Non è quello di raccogliere fondi, è quello di stare insieme, è quello di essere uni in Cristo, no? E per questo motivo io voglio invitare tutti quanti, non sarà solo il mangiare, ma sarà il passare il pomeriggio insieme, una giornata di comunione, di unità, sarà sicuramente molto bello per tutti quanti, quindi venite il 17 marzo, domenica, al nostro churrasco. Bisogna prenotarsi per il churrasco, bisogna prenotarsi e dare il nome alla nostra sorella Tainara. Eccola qua la Tainara. Alzati Tainara, così tutti ti vedono. Se non sapete chi è Tainara, Tainara è qua. Date a lei il nome per prenotare il vostro posto, della vostra famiglia, dei vostri amici. Tutti quelli che volete portare sono benvenuti. Il 30 marzo abbiamo il nostro musical, lo presentiamo ancora, sarà il culto di Pasqua. Il 30 marzo, la Pasqua sarebbe il 31, noi approfittiamo che abbiamo il culto il sabato e faremo il nostro culto di Pasqua il 30 marzo. Ci sarà il musical che il nostro gruppo di teatro sta preparando, tant'è che questa sera ci sarà da mangiare pastel brasiliano e saranno tutti i soldi raccolti da questo pastel brasiliano sono per il gruppo di teatro, per riuscire a comprare varie cose che devono prendere, vestiti, un po' di cose, tessuti, per riuscire a fare questo musical. Quindi venite il 30 marzo, sarà una serata bellissima, il nostro adorarti di Pasqua. Invitate qualcuno che ha bisogno di sentire qualcosa e di vedere qualcosa di diverso. Lo Spirito Santo ci può toccare in tanti modi, a volte è con una predicazione, a volte con una lode, a volte con una preghiera, ma penso che un musical sia un modo in cui lo Spirito Santo ci parla in tantissimi modi, no? Quindi venite, che sicuramente lo Spirito Santo avrà qualcosa per voi e per i vostri amici in questa serata. Visto che ci sono, dico già che il 30 marzo, anche se è l'ultimo culto del mese, faremo la Santa Cena. Non la faremo il 6 aprile, che sarà il primo adorarti del mese di aprile, come siamo soliti fare, come anche oggi facciamo, ma per l'evenienza della Pasqua
la nostra Santa Cena di aprile, diciamo, sarà spostata al 30 marzo, quindi tu che vuoi partecipare della Santa Cena non mancare assolutamente il 30 marzo, ma non mancare neanche il 6 aprile, anche perché il 6 aprile avremo come ospite il pastore Telmo Martinello del ministero Abba Pai Church di Criciúma in Brasile. Molti di voi già lo conoscono, abbiamo già presentato anche questo ospite che avremo, sarà un culto di grandissima benedizione. Vieni presto, perché sicuramente verranno tantissime persone. Se non vuoi rimanere là in piedi attaccato al muro, vieni presto a prenderti i migliori posti qua davanti. Sarà sicuramente una serata in cui Dio parlerà forte ai vostri cuori. Quindi il 6 aprile abbiamo questo appuntamento con il pastore Telmo Martinello. Dovremo avere finito i nostri avvisi. Ti chiedo di alzarti in piedi in questo momento. Facciamo il momento delle decime, delle offerte, e dopo chiedo anche ai bambini, pre-teens, di restare qua dopo le decime, le offerte, perché oggi cambiamo un po' la liturgia del culto. Siamo abituati a fare la Santa Cena alla fine, oggi faremo la Santa Cena dopo il momento delle offerte. Quindi restate qua, bambini, pre-teens, con le vostre maestre, così loro possono partecipare insieme alla Chiesa della Santa Cena, e poi dopo potrete andare alla vostra lezione. Amen. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, la tua primizia, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore di portare questa sera, che tu non ti senta obbligato di portare niente, tu che sei visitante, non sentirti obbligato di portare niente, ma tu che credi che in questa casa Dio ancora possa salvare vite, possa trasformare anime, possa curare persone, possa portare persone più vicino a Lui e con più sete di Lui. In questo momento hai la possibilità di offrire alla casa del Signore. Ci sarà la nostra missionaria Katia là dietro, che può aiutarti col post, con la carta, tu che vuoi offrire in questo modo. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi porteremo a te le nostre decime, le nostre offerte. Ciò che tu hai messo, Signore, oggi di portare alla tua casa, affinché ci sia mantenimento per la tua opera, affinché quest'opera, Signore, che tu hai messo in questa città possa diventare sempre più rilevante, Signore, e più anime possano venire a te. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di consacrare tutte queste offerte, che possano essere usate al meglio, Signore, per la tua casa, affinché ogni fratello, ogni sorella che entrerà da quella porta possa sentirsi accolto in questo luogo. Ti chiedo anche, Padre, di benedire ogni famiglia qua rappresentata, che nel nome di Gesù, Signore, ogni famiglia sia piena della tua presenza, la stessa che stiamo sentendo questa sera in mezzo a noi. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno nell'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia.
L'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Ora vieni, Gesù, Gesù. Ora vieni, Gesù. Ora vieni, Gesù, Gesù. Ora vieni, Gesù, Gesù. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. La morte risuscitò. Ti aspettiamo.
qui i nostri operai che ci aiuteranno nel servire la Santa Cena. Dice così la parola del Signore. Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo ogni volta che ne mangiate in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Tu sai cosa rappresenta per te questo momento di Santa Cena. Ognuno di noi ha un legame speciale con questo momento. Noi sappiamo che qua c'è solo del pane, c'è solo del succo, ma per fede noi crediamo che questi semplici alimenti, quando entrano in noi, possono cambiare la nostra vita, possono curare infermità, possono più di tutto avvicinarci a Gesù. Per questo momento io ti chiedo: non prendere la Santa Cena questa sera come un rituale che facciamo una volta al mese in questa chiesa. Prendi questa sera la Santa Cena sapendo quello che stai facendo. Prendi la Santa Cena con discernimento, ci dice la parola. Prendi la Santa Cena ricordandoti che Gesù Cristo, il nostro Salvatore, è morto per noi e ha strappato la sua carne, ha versato il suo sangue per te. Prendi la Santa Cena con questo intendimento e ricordati che attraverso questi alimenti Lui può fare ancora oggi un miracolo nella tua vita e nella tua casa. Ricerca questo miracolo questa sera. Gesù è qua in mezzo a noi. Amen. Signore Gesù, io in questo momento ti prego per ognuno di noi, Signore, per questa tua Chiesa che oggi riceve, Signore, la Santa Cena, in cui oggi celebriamo questo giorno, Signore, dove ricordiamo la tua morte, la tua risurrezione, il sacrificio unico, inimitabile, irripetibile che tu hai fatto per noi. Io ti chiedo, Dio, che anche se questi sono solo alimenti, che quando entrano in noi possono avere una potenza sovrannaturale, la potenza che tu hai, Signore, nel trasformare vite, nel cambiare cuori, nel riavvicinare persone a te. Nel nome di Gesù, Signore, che quel tuo sacrificio sulla croce oggi viva in mezzo a noi per mezzo di questa Santa Cena. Benedici tutta questa Chiesa in questo momento, benedici la Santa Cena. Amen.
Allora tutti insieme, come il nostro Signore Gesù ci insegniamo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo.
E dopo il pane beviamo insieme di questo calice, il calice che Lui ha versato per perdonare ogni nostro peccato e fare un nuovo patto insieme a noi. Solo in cielo si scurò, l'amore per me si tornò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, della morte ritornò. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli ti aspettiamo. Amen, Padre. In nome di Gesù, in questo momento noi ti chiediamo, Signore, che tu possa parlare qualcosa nel nostro cuore. Ciò che è della tua volontà, Signore, ciò che tu vuoi fare in mezzo a noi, ma soprattutto in noi questa sera, io ti chiedo, Signore, di farlo in questo momento. Che ogni parola che noi ascolteremo in questo momento possa essere guidata dallo Spirito Santo e possa avere un effetto di rinnovo sulle nostre vite, cambiare le nostre menti, cambiare il nostro cuore, portarci ad avere un nuovo intendimento, Signore. Tutto ciò che tu vuoi, io ti chiedo di compierlo questa sera per mezzo del ministero della tua parola. Nel nome di Gesù, benedici questa chiesa in questo momento. Amen.
Amen. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo l'Apostolo Giovanni, Eu peço para vocês abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capitolo 21, capítulo 21. leggeremo il versetto 15. Vamos ler o versículo 15. C'è stata un'invasione di campo. Teve uma invasão do campo. Ne approfitto per presentare i nostri visitanti di questa sera. Vou aproveitar para apresentar os visitantes dessa noite. Sono con noi oggi, scusate la pronuncia sempre, Oseias, Estão com a gente Oséias, là dietro, c'è Suellen Suelen, insieme a Gleidson, com Gleison, ci sono anche Samuel, Samuel. Martina Martina e Larissa. e Larissa. Larissa, ok. Cosa può dire la Chiesa? O que a igreja pode dizer? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Se c'è qualcuno vicino a loro che può salutarli, dargli un abbraccio, dargli un benvenuto, Se tem alguém por perto que pode abraçar, dar bem-vindo. siete tutti benvenuti questa sera e sempre. Vocês são bem-vindos essa noite sempre. Il nostro desiderio sempre per i nostri visitanti Nosso desejo sempre para os nossos visitantes è che possano uscire di qua con un po' di questa presenza, é que eles possam sair daqui com um pouco dessa presença, di questo Spirito Santo desse Espírito Santo che è in mezzo a noi questa sera, que está no nosso meio essa noite. che possa accompagnarvi alle vostre case Que possa acompanhar vocês para as vossas casas e cambiare un po' la vostra settimana. e mudar um pouco a vossa semana. Amen. Vangelo di Giovanni 21:15. Evangelho de João 21:15. Dice così: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Amen. Oggi abbiamo celebrato la Santa Cena, Hoje a gente celebrou a Santa Ceia, un momento sempre molto bello, no? Toccante. um momento sempre muito bonito, muito tocante. Io penso anche fondamentale per noi cristiani, no? E eu penso que seja também fundamental para nós cristãos. E visto che è un culto di Santa Cena, E já que é um culto de Santa Ceia, ciò di cui volevo parlarvi oggi è amore. o que eu queria falar hoje é sobre amor. Questo brano che abbiamo letto Esse texto que a gente leu è uno dei brani forse più usati dell'intera Bibbia é um dos textos talvez mais usados na inteira Bíblia per parlare dell'amore di Dio. para falar sobre o amor de Deus. Perché oggi noi leggiamo questo testo in italiano, Porque hoje a gente lê esse texto em italiano. ma se noi leggessimo questo testo in greco, Se a gente lesse esse texto em grego, come molti di voi che hanno già studiato teologia sanno, como muitos de vocês que já estudaram teologia sabem, qua vediamo diversi tipi di amore. nós vemos vários tipos de amor. Quando Gesù chiede a Pietro, Pietro tu mi ami, Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? la parola che è qua usata A palavra que é usada per amore para amor è la parola agape, é a palavra ágape, che è l'amore di Dio. que é o amor de Deus. L'amore agape è un amore perfetto, O amor ágape é um amor perfeito. è l'amore che ha permesso a Gesù di fare questo sacrificio per noi. É o amor que permitiu a Jesus fazer esse sacrifício por nós. Se poi invece andiamo a vedere la risposta di Pietro, Se depois vamos ler a resposta de Pedro, che gli dice: Gesù, tu sai che io ti amo, che ti voglio bene. Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Questo amore non è amore agape,
Esse amor não é amor ágape, è l'amore fileo, come si dice. é amor fileo. Sì, e sarebbe un amore che è un amore più astratto, un amore che rappresenta l'affetto, l'amicizia. É um amor abstrato que representa mais a amizade. Qua vediamo vari tipi di amore. Nós vemos aqui vários tipos de amor. È l'amore di Dio, E o amor de Deus, l'amore di Gesù, o amor de Jesus, è l'amore agape, é o amor ágape, l'amore perfetto, o amor perfeito. l'amore che lo ha portato a compiere questo sacrificio per noi. O amor que fez com que ele cumprisse esse sacrifício por nós. Non voglio fare una parola difficile oggi, una parola molto semplice, Eu não quero pregar uma palavra difícil hoje, é uma palavra muito simples. cose che forse sicuramente molti di voi hanno già sentito e risentito, Coisas que talvez muitos de vocês já ouviram e ouviram, ma io credo che lo Spirito Santo, anche con cose già sentite, mas eu creio que o Espírito Santo, também com coisas que a gente já ouviu, possa toccare il nostro cuore in un modo diverso. pode tocar o nosso coração de jeito diferente. Perché Gesù ha compiuto questo sacrificio per noi? Por que Jesus fez esse sacrifício por nós? Quanti sanno perché Gesù ha compiuto questo sacrificio? Quantos sabem por que Jesus fez esse sacrifício? Perché Gesù è morto sulla croce per te. Por que Jesus morreu na cruz por você? Sai, Dio è un Dio giusto Sabe, Deus é um Deus justo. e come Dio giusto, E como Deus justo, Dio ha messo per noi delle leggi giuste. Deus colocou para nós leis justas. Una di queste leggi era questa. E uma dessas leis era essa. Se una persona sbaglia, Se uma pessoa erra, deve pagare per lo sbaglio che ha fatto. ela deve pagar pelo erro. È una legge giusta, no? É uma lei justa, Siete né? d'accordo? Vocês estão de acordo? Questo succede anche oggi, no? Isso acontece hoje também. Se uno supera i limiti di velocità, Se alguém supera os limites de velocidade, deve pagare per l'errore che ha commesso, ele tem que pagar pelo erro cometido. con una multa, Com no? uma multa, Punti della patente, pontos na carteira, cose molto fastidiose. coisas que enchem o saco. Ecco, purtroppo il prezzo da pagare per gli errori secondo la legge di Dio, Mas, infelizmente, o preço para pagar per gli pelos errori erros, secondo la legge di Dio, segundo a lei de Deus, non era una multa não era uma multa e neanche i punti della patente. e nem pontos na carteira. È una cosa molto più fastidiosa. Era uma coisa que incomodava mais. Forse tu dici più fastidioso dei punti della patente? Que incomoda mais os pontos da carteira. Sì. Il prezzo da pagare per i nostri errori, per i nostri sbagli, O preço para pagar pelos nossos erros è la morte. é a morte. Questo era il prezzo che noi dobbiamo pagare. Esse era o preço que a gente devia pagar. E non c'è differenza tra uno sbaglio molto grande E não tem diferença entre um erro muito grande o uno sbaglio molto piccolo. ou um erro muito pequeno. Il prezzo da pagare è sempre lo stesso, O preço a pagar é sempre o mesmo. perché Dio è un Dio giusto. Porque Deus é um Deus justo. Ogni sbaglio, Cada erro, ogni errore, cada erro, o come li chiama la Bibbia, ogni peccato ou como a Bíblia chama, cada pecado, ha un prezzo tem um preço. e il prezzo è la morte. E o preço é a morte. E quindi ognuno di noi, Então, cada um de nós, se tu sai che hai già commesso almeno un errore nella tua vita, se você sabe que já cometeu pelo menos um erro na tua vida, almeno un peccato nella tua vita, pelo menos um pecado na tua vida, sai che hai un prezzo da pagare, você sabe que você tem um preço para pagar. che non sono i punti della patente, Não é os pontos da carteira, ma è la tua morte. mas é a tua morte. E non si sta parlando di morte terrena. A gente não está falando de morte terrena. No, se si parlasse di morte terrena sarebbe terribile lo stesso. Se a gente falasse de morte terrena, seria terrível do mesmo jeito. Ma è un'altra la morte di cui si sta parlando. Mas é uma outra morte que a gente está falando. E è una morte molto peggiore, É uma morte pior. perché è una morte che avviene dopo la morte terrena. Porque é uma morte que acontece depois da morte terrena. Sai perché è una morte peggiore? Sabe por que é uma morte pior? 2 motivi. Dois motivos. Il primo motivo, Primeiro motivo, la durata. a duração. Io provo a pensare, no? Pensa, Tu avrai già avuto un amico, un'amica quando avevi 5-6 anni, talvez você já tinha um amigo quando você tinha 5, 6 anos, qualcuno con cui giocavi a scuola. alguém com quem você brincava na escola. Prova a visualizzare questa persona nella tua mente. Tenta visualizar essa pessoa na tua mente. Forse ti ricordi il nome di questa persona, Talvez você lembra o nome dessa pessoa,
Magari per qualcuno è più facile, no? Talvez para alguns é mais fácil. Magari per qualcuno è stato 10 anni fa che aveva 6 anni. Talvez para alguém foi 10 anos atrás que tinha 6 anos. Per qualcuno è stato 40 anni fa, è più difficile. Para outra pessoa foi 40 anos atrás, é mais difícil. Ma magari ti ricordi il suo nome, Mas talvez você lembra o nome, ti ricordi il suo volto, você lembra do rosto, ti ricordi i giochi magari che facevate insieme. você lembra das brincadeiras que vocês faziam junto. Ti ricordi di questa persona? Você lembra dessa pessoa? Adesso se tu però pensi a questa persona, Agora, se você pensar nessa pessoa, pensi che sia passato un'eternità di tempo da quando giocavate insieme a 6 anni, você no? pensa que passou uma eternidade de tempo desde quando vocês brincavam junto com 6 anos. Ma è stato un sacco di tempo fa. Meu Deus, foi muito tempo atrás. Per me sono passati quasi 30 anni, mi ricordo ancora dei miei amichetti e ho solo ricordi sbiaditi. Para mim passaram mais ou menos 30 anos e eu me lembro dos meus amigos pouquinho assim. È troppo tempo. É muito tempo. Ecco, questo tempo, Esse tempo, questi 30 anni per me, esses 30 anos para mim, forse per te 10, 20, 30, 40, talvez para você 10, 20, 30, 40, che a te sembrano un sacco di tempo in questo momento, até parece muito tempo agora, non sono assolutamente nulla não são nada contro l'eternità comparada à eternidade che noi abbiamo da vivere dopo la nostra morte terrena. que a gente tem para viver depois da nossa morte terrena. Questa è la prima cosa brutta di questa morte, Essa é a primeira coisa feia dessa morte, è l'eternità. é a eternidade. Se dopo la nostra morte terrena noi moriremo ancora Se depois da nossa morte terrena a gente vai morrer de novo per colpa dei nostri peccati, por culpa dos nossos pecados, noi vivremo una morte eterna. a gente vai viver uma morte eterna. Che cosa comporta la nostra morte eterna? Seconda cosa bruttissima. E o que comporta a nossa morte eterna? Segunda coisa muito feia. Che ci saranno persone Que vão ter pessoas che saranno in quello che noi chiamiamo di solito paradiso, que vão estar naquele que a gente chama de céu, paraíso, Nuova Gerusalemme, Nova Jerusalém, come vuoi chiamarlo. como você quiser chamar. Mentre se per sbaglio tu non vai in questo paradiso, E se por erro você não for para o paraíso, no céu, andrai in quello che noi di solito chiamiamo inferno, você vai naquele que a gente chama de inferno. che Gesù ce lo rappresenta E Jesus representa come uno stagno di fuoco e zolfo. como lago de fogo e enxofre. Non penso che sia bello. Eu não creio que seja bonito. Questo è ciò che ci porta alla nostra morte dopo quella terrena. Isso é o que nos leva à nossa morte depois daquela terrena. Il peccato non influenza la nostra morte terrena, O pecado não influencia a nossa morte terrena. purtroppo influenza quella successiva. Infelizmente, influencia a depois. E per questo Gesù E por isso, Jesus, è dovuto morire per noi, ele teve que morrer por nós. perché Gesù ha pensato così. Porque Jesus pensou assim: Se il prezzo del peccato è la morte, se o preço do pecado é a morte, io che amo questi miei fratelli, figli, amici, eu que amo esses meus irmãos, amigos, filhos, potrei morire al posto loro. eu poderia morrer no lugar deles. Se io muoio al posto loro, Se eu morresse no lugar deles, loro non soffriranno più questa morte eterna. eles não vão sofrer mais essa morte eterna. Pensa che bel pensiero che ha avuto Gesù. Pensa que pensamento lindo que Jesus teve. Questo è il pensiero di amore che Gesù ha avuto per noi. Esse é o pensamento de amor que Jesus teve por nós. Non so se tu hai mai... Ti è mai capitato di sostituirti a un tuo amico in questo senso? Eu não sei se já aconteceu com você de se substituir ao teu amigo nesse sentido. Magari tu hai un amico molto molto amico, Talvez você tenha um amigo muito, muito amigo, quasi come fratelli, quase como irmão, che ami come un fratello. que você ama como um irmão. E ti è mai capitato che questo tuo amico facesse una stupidaggine? E já aconteceu que esse teu amigo fizesse uma burrice? Qualcosa a scuola o al lavoro? Algo na escola, no trabalho? Magari ha fatto arrabbiare l'insegnante, ha fatto arrabbiare il datore di lavoro, Talvez deixou brava a professora, o chefe, o magari davanti ai suoi genitori. ou talvez na frente dos pais. E per salvare il tuo amico, E para salvar o teu amigo, tu hai detto: no, sono stato io a fare questa stupidaggine. você disse: não, eu fiz essa burrice. Non è stato lui. Não foi ele. Non so se tu hai mai fatto questo per il tuo migliore amico, Não sei se você já fez isso pro teu melhor amigo, o per tuo fratello, o per qualcuno. ou pro teu irmão, ou para alguém. Ecco, Gesù ha fatto questo per te. Jesus fez isso por você.
E non lo so, forse qualcuno di noi anche ha fatto questo atto, questo sacrificio, no? Eu não sei, talvez algum de nós já fez esse ato, esse sacrifício. Qualcosa di una dimostrazione di vero amore. Uma demonstração de verdadeiro amor. Però non penso Mas eu não penso, che se questo tuo amico ha commesso un omicidio, se esse teu amigo cometeu um crime, um homicídio, tu andresti dalla polizia a dire no, sono stato io a farlo. você iria até a polícia e diria, não, fui eu. O se questo tuo amico fa un furto o una cosa molto brutta, Ou se esse teu amigo rouba alguma coisa ou faz algo muito feio, tu vai dalla polizia a dire no, sono stato io. você vai até a polícia e diz, não, fui eu. Perché le conseguenze sono molto molto brutte, no? Porque as consequências são muito, muito feias. Al massimo ti puoi sostituire su una cosa piccola, No máximo, você pode se substituir numa coisa pequena. che sai che comunque a te non cambierà niente. Você sabe que para você não vai mudar nada. Ecco, invece Gesù Jesus, si è sostituito a noi per qualsiasi errore che abbiamo fatto. ele se substituiu a nós por qualquer erro que a gente já fez. Prova a pensare il tuo peccato più grande della tua vita, Tenta pensar no pecado maior da tua vida. la cosa più brutta che tu hai fatto nella tua vita. Coisa mais feia que você fez na tua vida. La volta che hai maltrattato qualcuno, Na vez que você maltratou alguém, che hai preso in giro qualcuno, que você tirou sarro de alguém, una volta che hai rubato magari qualcosa, uma vez que você roubou alguma coisa, che hai usato droghe o che ti sei ubriacato e poi hai fatto stupidaggini. que usou drogas ou se embebedou e depois fez alguma burrice. Ecco, Gesù si è sostituito anche a questo tuo errore. Jesus se substituiu para esse teu erro. Gesù è andato davanti a Dio Jesus foi até Deus e gli ha detto no, non è stato lui a fare questa roba, e disse, não, não foi ele que fez isso. sono stato io. Fui eu. Questo è quello che ha fatto Gesù per noi. Isso é o que Jesus fez por nós. Qualsiasi cosa brutta che abbiamo fatto, Qualquer coisa feia que a gente já fez, che un giorno noi dovremo andare davanti a Dio que dia a gente vai ter que chegar até Deus. e Dio avrà questo librone davanti Deus vai ter esse livro enorme na frente, e guarderà i nomi di ognuno di noi vai ler os nomes de cada um de nós. e dirà, ah, questo qua va bene, questo qua si è comportato bene, paradiso. Quer dizer, ah, esse daqui se comportou bem, paraíso. Ah, questo qua mica tanto, Ah, esse daqui não muito. questo ha fatto una cosa molto brutta, Esse fez uma coisa muito feia. inferno. Inferno. Arriva Gesù Chega Jesus, e dice, no, non è stato lui, diz, não, não, não foi ele. sono stato io. Fui eu. Ah, allora Gesù inferno. Então Jesus, inferno. È lui che ha sbagliato, É Jesus que è errou. lui che si è preso la colpa. É ele que pegou a culpa. Questo è l'amore che Dio ha per noi. Esse é o amor que Deus tem por nós. Cosa vuol dire? Che Gesù andrà all'inferno? O que quer dizer? Que Jesus vai para o inferno? Gesù non va all'inferno Jesus não vai para o inferno. per un semplice motivo, Por um simples motivo. quello che abbiamo appena cantato. Aquilo que a gente acabou de cantar. Lui ha vinto la morte. Ele venceu a morte. Quando noi diciamo Gesù ha vinto la morte, Quando a gente diz que Jesus venceu a morte, non stiamo dicendo che Gesù ha vinto la morte terrena. a gente não está dizendo que Jesus venceu a morte terrena. Se fosse così, Se fosse assim, noi non dovremmo morire qua sulla terra. a gente não deveria morrer aqui na terra. Se Gesù avesse vinto la morte terrena Se Jesus tivesse vencido a morte terrena e noi crediamo in Lui, e a gente acreditasse nele, noi dovremmo essere immortali sulla terra. nós deveríamos ser imortais na terra. E insieme a Gesù anche Lazzaro avrebbe vinto la morte terrena. E junto com Jesus também Lázaro teria vencido a morte terrena. E la figlia di Jairo. E a filha de Jairo. Tutte queste persone che sono morte e risorte. Todas essas pessoas que morreram e ressuscitaram. Gesù non ha vinto la morte terrena. Jesus não venceu a morte terrena. Gesù ha vinto la morte eterna. Jesus venceu a morte eterna. E per questo motivo E por esse motivo, noi oggi possiamo essere liberi Oggi dal podemos- laccio di questa morte. ser livre do laço da morte. In che modo possiamo essere liberi? Em que modo podemos ser livres? Credi nel Signore Gesù Crê no Senhor Jesus e sarai salvato. e você será salvo. Questo è quello che ci dice la parola. Isso é o que nos diz a palavra. Credi nel Signore Gesù. Crê no Senhor Jesus. Credere in Gesù Crer em Jesus non significa sapere che Gesù è esistito. não significa saber que Jesus existiu. Gesù è esistito. Jesus existiu. Ci sono registri di storici che dicono che è esistito. Tem registros históricos que dizem que Jesus Puoi existiu. avere la certezza di questo. Você pode ter a certeza disso. Non significa neanche sapere che lui è morto sulla croce Não significa nem saber que ele morreu na cruz. o sapere il perché è morto sulla croce. Ou saber o porquê ele morreu na cruz. Sapere che lui ti ha amato tanto. Saber que ele te amou tanto. Non è questo che significa credere in Gesù. Não é isso que significa acreditar em Jesus. Quando la Bibbia ci dice credere Gesù in questo senso, Quando a Bíblia nos diz acreditar em Jesus nesse sentido,
vuol dire sapere quello che Gesù ha fatto quer dizer saber o que Jesus fez e muoverci di conseguenza. e nos mover de consequência. Non basta sapere quello che Gesù ha fatto, Não basta saber o que Jesus fez, noi dobbiamo muoverci di conseguenza. nós devemos mover de consequência. E qui arriviamo alla domanda che Gesù ha fatto a Pietro. E aqui a gente chega na pergunta que Jesus fez para Pedro. Gesù amava Pietro, Jesus amava Pedro, come ama ognuno di noi. como ama cada de nós. E abbi la certezza di questo. Você tem que ter a certeza disso. Gesù ama tutti quanti voi. Jesus ama cada de vocês. Ci sono dottrine, teologie Tem doutrinas, teologias che dicono che non è così, que dizem que não é assim, che Dio non ci ama tutti, que Deus não ama todos, che Dio ama solo qualcuno, que Deus ama só alguns, gli eletti o i scelti, os eleitos, os escolhidos, ma non è così. mas não é assim. Giovanni 3,16. João 3,16. Dio ha tanto amato Porque Deus tanto amou il mondo, o mundo, ognuno, cada affinché chiunque crede in Lui, para que cada que crê nele, chiunque crede in Lui, cada non solo gli eletti o gli altri, não só os eleitos ou os escolhidos, non perisca ma abbia vita eterna. não morram, mas tenham vida eterna. Nella lettera a Timoteo Paolo scrive che Gesù è morto per ognuno di noi. Na carta ao Timóteo, Paulo escreve que Jesus morreu para cada de nós. Se Gesù amasse solo qualcuno, Se Jesus amasse só alguns, sarebbe morto solo per qualcuno, no? ele teria morrido só por alguns. Ma lui è morto per tutti quanti noi. Mas ele morreu por todos nós. Dio ti ama, Deus te ama. abbi la certezza di questo. Tenha certeza disso. Gesù ti ama, Jesus te ama. sii convinto di questo. Tenha certeza disso. Non farti infarfugliare Não se deixe enganar da dottrine strane, por doutrinas estranhas, da dottrine che cercano di farti credere che non è così. por doutrinas que tentam fazer você acreditar que não é assim. Abbi la certezza che Dio ti ama. Tenha certeza que Deus te ama. E Gesù chiede a Pietro, Pietro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, io ti amo, eu te amo. e tu? E você? Tu mi ami? Você me ama? E questa stessa domanda che Gesù ha fatto a Pietro, E essa mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, Gesù la fa ad ognuno di noi. ele faz para cada de nós. Ad ognuno di noi Gesù dice, tu mi ami? Para cada de nós, Jesus pergunta: você me ama? In questo testo noi abbiamo letto solo questo versetto. Nesse texto, a gente leu só esse versículo. In realtà Gesù chiede a Pietro 3 volte se lo ama. Na verdade, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amasse. La mia speranza per ognuno di noi A minha esperança para cada de nós è che anche noi possiamo essere così fortunati come Pietro, é que também nós possamos ser tão sortudos como Pedro. che possiamo sentire più volte Gesù farci questa domanda, Possamos ouvir Jesus fazer mais vezes essa pergunta, prima che noi riusciamo a rispondere sì Signore, tu lo sai che io ti amo. antes que nós possamos responder: sim, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Perché potrebbe arrivare il giorno in cui non sentiremo più questa domanda. Porque poderia chegar o dia em que a gente não vai mais ouvir essa pergunta. E se noi non abbiamo già dichiarato il nostro amore per Gesù, Se a gente já não declarou o nosso amor por Jesus, potrebbe essere troppo tardi. poderia ser tarde demais. E Gesù, dopo che chiede questo a Pietro, E Jesus, depois que pergunta isso a Pedro, gli dice, ok, se tu mi ami, ele diz: tá bom, se você me ama, se se tu mi ami veramente, você me ama de verdade, come stai dichiarando, como você está declarando, allora dimostramelo. então demonstra. Pascola le mie pecore. Apacenta as minhas ovelhas. Dimostrami che tu mi ami. Demonstra que você me ama. Sai, Gesù non solo vuole sentire la tua voce Sabe, Jesus não quer somente ouvir a tua voz, che dice, sì Signore, io ti amo. que diz: sim, Senhor, eu te amo. Gesù vuole che tu dimostri l'amore che tu hai per Lui. Jesus quer que você demonstre o amor que você tem por Ele. E come faccio a dimostrare l'amore che ho per Dio? Como eu posso demonstrar o amor que eu tenho por Deus? Pregando, Bibbia, digiuno? Orando, lendo a Bíblia, jejuando? No, così tu non dimostri l'amore che hai per Dio. Não, assim você não demonstra o amor que você tem Così por tu Deus. dimostri la dipendenza che hai da Dio. Assim você demonstra a dependência que você tem de Deus. Se vuoi dimostrare l'amore che hai per Dio, sono altre le cose che devi fare. Se você quiser demonstrar o amor que você tem por Deus, são outras as coisas. Ci sono 3 versetti nella Bibbia, Tem 3 versículos na Bíblia, 3 testi, ou 3 textos, che ci mostrano che cosa dobbiamo fare per dimostrare a Gesù che noi lo amiamo. que nos mostram o que devemos fazer para mostrar a Jesus que nós o amamos. Il primo lo troviamo in Romani al capitolo 14. Primeiro encontramos em Romanos, capítulo 14. Paolo dice così, colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto. E Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come.
E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Qua praticamente Paolo sta parlando di persone deboli nella fede, Aqui Paulo está falando de pessoas fracas na fé. perché c'erano persone nella chiesa Porque tinha pessoas na igreja che non mangiavano ogni cosa, que não comiam qualquer coisa. perché la religione giudaica che praticavano prima Porque a religião judaica que eles praticavam antes non gli permetteva di mangiare ogni cosa. não permitiam que eles comessem qualquer coisa. C'erano altri che Paolo dice erano più forti nella fede, Tinham outros que eram mais fortes na fé, segundo Paulo, che invece mangiavano di tutto. que em vez comiam de tudo. Allo stesso modo c'erano persone che consacravano il sabato come giorno santo al Signore Do mesmo jeito, tinham pessoas que consagravam o sábado como dia sagrado ao Senhor e altri che invece non lo consacravano, e outros que não consagravam, perché per loro ogni giorno era un giorno uguale da dedicare a Dio. porque para eles cada dia era um dia igual para dedicar a Deus. Senti Paolo cosa dice alla fine di tutto questo. E observe o que Paulo diz para tudo isso. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Cioè Paolo sta dicendo coloro che decidono di non mangiare determinate cose, Ou seja, Paulo está dizendo, aqueles que decidem não comer determinadas coisas, va bene, tá bom, perché lo stanno facendo per rispetto al Signore. porque eles estão fazendo em respeito a Deus. Coloro che decidono di mangiare tutto, Aqueles que decidem comer tudo, va bene, tá bom, perché lo stanno facendo per rispetto al Signore. porque eles estão fazendo em respeito a Deus. Coloro che guardano il sabato, va bene perché lo stanno facendo per rispetto al Signore. Aqueles que guardam o sábado, tá bom, porque eles estão fazendo em respeito a Deus. E quelli che non guardano il sabato, uguale. Aqueles que não guardam o sábado, igual. Il segreto O segredo è fare ogni cosa per il Signore. é fazer todas as coisas para o Senhor. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare Essa é a primeira coisa que devemos fazer per dimostrare il nostro amore a Dio. para demonstrar o nosso amor a Deus. Perché non tutti fanno ogni cosa per Dio. Porque não todos fazem todas as coisas para Deus. Ci sono persone che fanno cose Tem pessoas que fazem coisas per la religione cristiana para a religião cristã e non per Cristo. e não para Cristo. Ci sono persone che rispettano Tem dottrine pessoas que respeitam doutrinas solo perché hanno imparato che è giusto rispettare determinate dottrine, só porque aprenderam que é justo respeitar determinadas doutrinas, ma non lo fanno per Cristo, mas não fazem para Cristo. non lo fanno per il Signore. Não fazem para o Senhor. Adesso noi faremo i battesimi, no? Agora a gente vai fazer os batismos. Ci sono persone che si battezzano Tem pessoas que vão se batizar perché bisogna battezzarsi, porque tem que se batizar. perché nella camminata cristiana è previsto che prima o poi ci si deve battezzare. Porque na caminhada cristã está previsto que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se batizar. Sicuramente questo deve avvenire, Com certeza isso tem que acontecer. ma non dobbiamo battezzarci perché è un rito che dobbiamo fare. Mas não devemos nos batizar só porque é um rito que devemos fazer. Dobbiamo battezzarci perché desideriamo battezzarci, perché abbiamo in cuore questo, perché amiamo Gesù. Devemos nos batizar porque queremos isso, porque temos isso no coração por Jesus. Quando in Brasile c'è questa usanza, quando un ragazzo arriva a 12 anni, No Brasil tem esse costume, quando um rapaz chega aos 12 anos, è l'età per battezzarsi. é a idade para se batizar. Tutti si aspettano che si battezzerà. Todos esperam que ele vai se batizar. La cosa bruttissima A coisa feia è che quel ragazzo é que aquele rapaz si battezzerà. vai se batizar. Perché si battezzerà? Por que vai se batizar? Ma si battezzerà perché tutti si aspettano che lo faccia. Mas vai se batizar porque todos esperam que ele faça isso. E non dobbiamo fare questo. E a gente não tem que fazer isso. Dobbiamo prendere le nostre decisioni perché amiamo Gesù. A gente deve tomar as nossas decisões porque amamos Jesus. Ogni lezione del discepolato che ho fatto Cada lição do discipulado que eu fiz nella mia vita, na minha vida, anche prima di essere pastore, antes de ser pastor também, e sicuramente voi che farete il discepolato sentirete in ogni lezione questa frase: e com certeza vocês que vão fazer o discipulado, vocês vão ouvir isso cada vez. se non siete sicuri non battezzatevi. Se vocês não têm certeza, não se batizem. Io preferisco battezzare 0 persone quest'estate Eu prefiro batizar 0 pessoas esse verão
che battezzare 100 persone batizar 100 pessoas. che dopo un mese non saranno più ai piedi della croce, Depois de um mês não vão mais estar aos pés da cruz. perché si saranno battezzate solo perché devono farlo. Elas vão se batizar só porque teve que fazer. Noi dobbiamo fare le cose perché amiamo Gesù. Devemos fazer as coisas porque amamos Jesus. Fate ogni cosa per il Signore. Façam todas as coisas para o Senhor. Quello che ritieni giusto, fallo, ma non farlo per tradizione, non farlo per comodità, non farlo per la famiglia, farlo per il Signore. O que você acha certo, faça, mas não faça isso pela família, por comodidade, não. Faça isso pro Senhor. Questa è la prima cosa che Gesù ci chiede Essa é a primeira coisa que Jesus nos pede. se vogliamo dimostrare il nostro amore per Lui. Se queremos demonstrar o nosso amor a Ele. La seconda cosa la troviamo nel Vangelo di Giovanni, Segunda coisa, encontramos no Evangelho de João, capitolo 14, versetto 15. capítulo 14, versículo 15. Gesù ci dice molto letteralmente: Jesus nos disse muito literalmente: se voi mi amate, se me amardes, osserverete i miei comandamenti. obedecereis aos meus mandamentos. Se noi amiamo Gesù Se nós amamos per Jesus, dimostrare il nostro amore a Lui, para demonstrar o nosso amor a Ele, noi dobbiamo osservare i comandamenti che Lui ci dà. devemos observar os mandamentos que Ele nos dá. Noi siamo sotto una legge, Estamos debaixo de uma lei, che è una legge di Gesù, que é a lei de Jesus, conosciuta come la legge della grazia. conhecida como a lei da graça. Ma non pensate che questa legge sia più facile di quella precedente. Mas não pensem que essa lei é mais fácil que aquela de antes. Però non lo è, Não é. assolutamente non lo è. È più difficile in realtà, Com certeza não é. É mais difícil. ma attraverso la fede che Gesù mette in noi, Mas através da fé que Jesus coloca em nós, noi possiamo ottenere questa grazia podemos obter essa graça, che ci permetterà di cambiare vita giorno dopo giorno que nos permite de mudar a nossa vida dia após dia e ritrovare e ricercare la santità. e encontrar, buscar a santidade. L'ultimo passo della Bibbia O último passo da Bíblia che ci dice come fare per dimostrare il nostro amore verso Dio que nos diz como demonstrar o nosso amor a Deus si trova nella prima lettera di Giovanni, se encontra na primeira carta de João, capitolo 4, versetto 20. capítulo 4, versículo 20. Giovanni dice così: João diz: se uno dice io amo Dio, ma questa stessa persona odia suo fratello, allora è bugiardo, perché non puoi non amare il tuo fratello che vedi e amare Dio che non vedi. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Vuoi dimostrare il tuo amore verso Dio? Você quer demonstrar o teu amor a Deus? C'è scritto là il segreto per farlo. Está escrito lá o segredo para fazer isso. Ama tuo fratello. Ame o teu irmão. Sii uno con il tuo fratello. Seja um com o teu irmão. Sii uno in Cristo. Seja um em Cristo. In questo modo, Desse jeito, se tu ami il tuo fratello, se você amar teu irmão, Gesù saprà Jesus vai saber che tu stai amando anche lui. que você está amando ele também. Amen. Amém. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Quero te convidar a se levantar. Abbraccia il tuo fratello che tu ami vicino a te. Abraça o teu irmão que você ama perto de você. Dimostra in questo momento il tuo amore verso lui e in questo modo il tuo amore verso Dio. Demonstra o teu amor a ele e desse modo o teu amor por Deus. Abbi la certezza che Gesù ti ama. Tenha certeza que Jesus te ama. Gesù ha fatto un sacrificio che penso nessuno di noi qua avrebbe fatto. Jesus fez um sacrifício que eu acho que nenhum de nós teria feito. Abbiamo fatto degli esempi molto chiari. A gente fez alguns exemplos muito claros. Gesù si è sacrificato Jesus se sacrificou al posto di ognuno di noi, no lugar de cada um de nós, prendendo il tuo posto per qualsiasi sia il peccato che tu hai commesso. pegando o teu lugar por qualquer pecado que você já cometeu. E ha fatto questo perché ti ama, Fez isso porque Ele te ama, di un amore perfetto, infinito, de um amor perfeito, infinito. e non farti ingannare verso chi ti dice che non è così. E não se deixe enganar por quem diz que não é assim. È così, Gesù ti ama É assim, Jesus te ama. e Gesù ti chiede se tu lo ami. Jesus te pergunta se você o ama. Gesù ti chiede di dimostrare il tuo amore per Lui. Jesus pede para você demonstrar o teu amor a Ele.
fai queste 3 cose che abbiamo detto. Faz essas 3 coisas que a gente disse. Osserva i comandamenti di Gesù. Observe os mandamentos de Jesus. Ogni cosa che fai, Todas as coisas que você fizer, falla come Gesù come obiettivo. faça com objetivo em Jesus, Non in te, não em você, non nel tuo ego, não no teu ego, non nella tradizione, não nella na tradição, religione. na religião. Fallo con Dio come obiettivo. Faça como Deus como objetivo. Fate ogni cosa per il Signore. Façam todas as coisas para o Senhor. La terza cosa, Terceira coisa, ama tuo fratello. ame o teu irmão. Dai la tua vita per il tuo fratello. Dê a tua vida para o teu irmão. Servi il tuo fratello. Sirva o teu irmão. In questo modo Gesù saprà Desse modo, Jesus vai saber che tu veramente sei un suo discepolo, que você realmente é discípulo dele. che tu veramente lo ami Que você realmente o ama, come lui ti ama. como ele te ama. Amen. Amém. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti prego, mettendo davanti la tua Chiesa, che questo messaggio, Signore, di amore possa rinnovare, risvegliare l'amore, Signore, che c'è in noi e che noi abbiamo per te. Noi sappiamo, Signore, che tu ci hai amato fin dal primo momento. Ci hai amato e per questo sei salito su quella croce, prendendoti ogni responsabilità per ogni nostro sbaglio, morendo e risorgendo, e in questo modo vincendo la morte eterna a cui eravamo condannati. Noi, Signore, vogliamo credere in te, noi vogliamo essere salvati da tutto questo. E per questo io ti chiedo, Signore, risvegli in noi, Signore, l'amore che abbiamo per te. Fai sì, Signore, che ogni giorno alla tua domanda, tu mi ami, noi possiamo rispondere sì, Signore, tu lo sai che io ti amo. E che a questa domanda noi possiamo dimostrare con le nostre azioni e i nostri pensieri ogni giorno che noi ti amiamo. Che questa Chiesa, Signore, possa essere una Chiesa che osserva i tuoi comandamenti. Che questa Chiesa, Signore, che ogni tuo figlio e ogni tua figlia qua presenti possano essere persone che ogni cosa che fanno, ogni posto in cui mettono il loro piede, dovunque loro mettono la loro mano, lo stiano facendo per te, Dio. Che questa Chiesa possa essere una Chiesa che vive il tuo desiderio di essere uno in Cristo. In questo modo tu saprai che noi ti amiamo. Nel nome di Gesù, Signore, risveglia l'amore che c'è in noi e che noi abbiamo per te. Amen. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te, Riconosco che sei il Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh,
riconosco che sei il Signore, qui davanti a te. Io voglio adorarti, Signore. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, spezza le catene, spezza le catene, Sciogli sciogli ogni laccio, mentre io ti adoro. mentre ti adoro, mentre ti adoro, Sciogli ogni ferita, fascio ogni ferita, porti porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, mi porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, Yahweh, El Shaddai, Che Dio possa risvegliare l'amore per Lui nei nostri cuori. Che Dio possa risvegliare l'amore che noi abbiamo per il suo Figlio Gesù Cristo. Che nello stesso modo con il quale Lui ci ha amato e ha dato tutto ciò che aveva per noi, anche noi possiamo amarlo e possiamo dimostrare questo amore che noi abbiamo per Lui. Amen. Stiamo già finendo il nostro culto. Dopo ci sarà la cucina, Pasteu, del gruppo di teatro, quindi non andate via, stiamo qua, mangiamo qualcosa insieme, abbiamo questo momento di unione, di comunità e dobbiamo festeggiare i compleanni. Ci sono stati compleanni questa settimana. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Allora, Daisy.
È vero, la settimana scorsa è vero, Daisy, è vero, è vero, è vero. Qualcun altro che ha compiuto gli anni vuole sfidare la prova del pulpito? Amen. Alziamo le nostre mani verso di loro, facciamo una preghiera allora per benedire la loro vita, il loro anno. Padre, nel nome di Gesù, noi mettiamo davanti a te questa sera la vita di Daisy, di Wellington, Signore, che hanno compiuto un altro anno di vita in questi giorni. Io ti chiedo, Dio, che tu possa portare, Signore, ogni benedizione su di loro e sulla loro casa, Signore, che la tua gioia, la tua pace, Signore, la tua allegria riempiano le loro giornate, che la tua presenza sia sempre con loro. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la benedizione del nostro Signore. Che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione e l'unità dello Spirito Santo siano con tutti quanti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.